Ospiti, non cittadini, italiani ma non del tutto, non per la legge, non per la società che ancora li considera stranieri. Sono gli immigrati di seconda generazione, figli di immigrati nati in Italia che costituiscono un quarto della popolazione straniera a nord-est. 110.000 ragazzi, originari di 165 nazioni diverse, che un giorno non troppo lontano chiederanno di partecipare a pieno titolo alla vita di un paese che considerano il loro. A porsi la domanda su come affrontare questo passaggio, le Camere del Lavoro di Padova e Vicenza, che in un convegno a Bassano hanno girato la questione agli amministratori. Una vera e propria legge sulla cittadinanza che di fatto non è ancora, si sta discutendo molto, ma di fatto non è ancora mai partita. Insomma, quindi noi vogliamo che tutti i cittadini nati in Italia, ma anche i figli degli immigrati, abbiano ovviamente diritto a una cittadinanza e anche il diritto di voto. Poi siamo stanchi soprattutto di essere discriminati e non trattati come i nostri coetanei, perché chi non ha la cittadinanza non può votare, non può fare tantissime attività lavorative che iscrizione a albi, partecipazione a concorsi, eccetera, per cui impedisce ai figli di immigrati che studiano, lavorano qua in Italia di poter fare la vita di tutti. In 20 anni ormai di fenomeno migratorio sul suo territorio, il Veneto ha già fornito risposte importanti per l'integrazione dei nuovi cittadini, che nonostante un'accoglienza vissuta troppo spesso con l'ipocrisia di una doppia faccia, benevola per chi lavora, intollerante magari verso i vicini di casa, proprio tra le province di Padova e Vicenza hanno trovato progetti a loro dedicati e un'apertura ai temi dei diritti di cittadinanza affrontato proprio oggi e verso cui i comuni promettono un fronte compatto. Abbiamo la fortuna di avere molti ragazzini giovani che non sentono minimamente differenza tra di loro. Il problema è forse sulle generazioni più anziane, dove credo che vada fatto un grande sforzo per far capire sempre di più l'importanza di un'integrazione, però sempre confinata in quello che sono le tradizioni e le legalità del nostro Paese. Bisogna introdurre meccanismi di forte velocizzazione. Chi studia qua, nasce qua, studia qua, vive qua e diventa a tutti gli effetti culturalmente un cittadino italiano deve essere riconosciuto anche giuridicamente come un cittadino italiano.